Va ora in onda Musica Indipendente. Ma chi è questo qui? Sono ancora io, Sammy Varin, potere al popolo se n'è andato e da adesso in poi c'è soltanto musica indipendente. L'appuntamento settimanale, ogni venerdì dalle 12 alle 13, un po' lo conduco io, un po' lo conduce il collega Francesco Caprini, patron di Rock Targato Italia. Sì, oggi ci sarà anche un po' di musica tosta, ma quella che sta per partire è musica raffinatissima. Ve ne do un assaggio. Questo è il nuovo album di Francesca Elena Monte. Che ne pensate? Che ne pensate? Eleganza, raffinatezza, quel tocco diverso che cercate voi ascoltatori che avete trovato Radio Libertà e pensate che trasmettiamo qualche cosa di diverso. Ecco qua un prodotto, mamma mia che brutto termine, che non si trova facilmente. Come fare la spesa dal contadino, signori, è tutta un'altra cosa. Grazie per essere con noi. Francesca Elena Monte, ciao! Ciao, buongiorno, mi sentite bene? Bene, bene, bene. Sì, magari avvicinati un pelino più al microfono, al computerino che ti Guarda, sto sentiamo ancora provando di più. questi nuovi auricolari, quindi mi devo tarare. Meglio così, se no le Sì, tolgo e via. vai tranquillissima, siamo un po' tutti tarati. Da qui in avanti siamo tarati con la tua musica, proprio da qui in avanti abbiamo sentito Da qui in questo avanti. pezzo dal tuo nuovo album e qui ti devi raccontare. Allora, io ho letto che sei attrice, cantante,
teatro e musica, come performer, ma anche come insegnante, ma soprattutto, e ce ne siamo accorti tutti quanti, stavamo già ballicchiando, questa artista piemontese, Francesca Elena Monte, l'avete capito, è innamorata del Brasile. E non è la prima volta che dimostri questo amore in questo album, ma anche precedentemente. Qui mi fermo. Raccontati un po', visto che abbiamo tempo fino alle 12:30 tra una canzone e l'altra, e qualcuno l'avete già sentito nella programmazione di Radio Libertà, abbiamo inserito il tuo nuovo album. Come, Evviva. come ti racconteresti a chi ancora non ti conosce? Guarda, io comincio col parlarti del mio amore per la musica brasiliana, perché tutto comincia da lì. Io fin da quando ero piccola ho sentito una grandissima fascinazione, per questo tipo di sound. I miei genitori erano appassionati di musica, quindi a casa mia si ascoltava di tutto e mi ricordo che quando ero appunto piccolissima già i vinili dei grandi artisti brasiliani giravano sul piatto del nostro giradischi e in qualche modo quel sound, quella lingua che ovviamente non capivo, mi ha affascinata da subito e sulla base di questa fascinazione è andata avanti poi la mia passione della musica per la musica, scusami. Poi, quando ero più grande ho cominciato a cantare, ho frequentato il conservatorio, ho studiato canto jazz, nel frattempo avevo fatto studi teatrali e quindi ho cominciato a voler incidere dei dischi interpretando le grandi canzoni dei grandi autori brasiliani. E così i miei primi 2 CD, sono stati dedicati uno a Vinicius de Moraes e l'altro a Chico Buarque. Questo terzo invece è un percorso, un pochino più articolato perché non è monografico diciamo, ma, il fil rouge è quello di, andare a cercare i pezzi che uniscono il repertorio brasiliano col repertorio dei grandi cantautori italiani. Quindi un omaggio ai cantautori italiani che si sono ispirati al Brasile e agli autori brasiliani che hanno scritto per interpreti italiani. Signori, è roba buona, è roba di classe, è roba che non si trova facilmente nei supermercati musicali delle solite radio blasonate. A Spero di voi, no. Francesca Elena Monte con La casa in riva al mare.
Siamo rimasti affascinati da questa musica, La casa in riva al mare, Lucio Dalla, Tochigno e oggi Francesca Elena Monte, coraggiosissima interprete, signori. Perché dico coraggiosissima? Perché davanti a tante schifezze che siamo obbligati ad ascoltare sui canali più importanti e che ascolteremo tra pochissimo. Ah, Francesca, sai che arriva a Sanremo. Per un attimo ho Eh chiuso già. gli occhi, per un attimo ho chiuso gli occhi e ti ho immaginato su quel palco, anche come una semplice ospite trasmessa a mezzanotte, va benissimo ragazzi, e che raffinatezza avresti regalato all'Italia. Ma c'è forse qualcuno che ti vuole dire qualcosa al telefono? Prendiamo una chiamata, pronto? Ciao Francesca, ciao Sam, sono Vito Coviello Ciao. e devo dire Ciao. grazie per questa canzone a cui sono molto legato. L'ascoltavo quando ero Ah, ragazzo, sì. oggi da anziano sono diventato cieco. È una canzone, poi come l'hai cantata tu è bellissima, guarda, grazie. Davvero ti è Un abbraccio. piaciuta? Ma che complimento meraviglioso, No, grazie. assolutamente. Nella canzone, l'ultima parte, dice ormai lui non ci vede più, Sì, quella casa in riva al mare. sì. Curiosamente io da ragazzo l'ascoltavo senza sapere che poi da anziano sarei diventato cieco, ma non è un problema. È bella come l'hai cantato tu, è un'altra versione. Poi a me la musica brasiliana, oltretutto, mette sempre un po' di allegria, dai, col passo di samba andava bene. Ti abbraccio ancora da Matera, ciao e a Grazie di risentirci. cuore, grazie, un abbraccio a te. E capisci come Ma che meraviglia, non è me vero, l'aspettavo. sfiori tante sensibilità diverse, è la magia della radio, sai, qui uno ci può vedere, può non vederci, ma quando ascolti ti si apre un mondo bellissimo È il e bello della musica, è così potente, no, è un cavolo. veicolo di emozioni pazzesco. Cavolo ragazzi, poi bisogna saperle pilotare. A quanto pare la Francesca Elena Monte trasmette davvero tante sensazioni. Adesso stiamo ricevendo anche WhatsApp al 340 6709 659. Certo, vogliono sapere di più su di te. Allora, prima di mandare un altro pezzo, diamo anche i tuoi contatti, dove trovarti sui social, perché nel bene o nel male, gente, questa è musica indipendente, sono artisti che non compaiono facilmente sulle radio più importanti, ogni tanto certo, ma il bello di avere un contatto del genere è andarli a ricercare, come dico sempre, come fare la spesa dal contadino. Potete andare all'Esselunga, io ci andrò tra poco, ma fare la spesa dal contadino, vuoi mettere la differenza? E allora, Francesca Elena Monte, cosa bisogna scrivere su Instagram, su Facebook, sugli store digitali o semplicemente su YouTube? Perché magari una persona è anziana e dice: "Ma che cosa sono sti cavolo di store digitali? La tristezza della musica fluida". Però c'è l'ultima speranza di YouTube e ragazzi lì ci siamo capaci tutti di andare. È vero Francesca? Certo, ed è comunque facile trovarmi perché basta scrivere Francesca Elena Monte. C'è il mio canale e poi si trovano tutti i miei album. Quest'ultimo si intitola E muito mais e gli altri si intitolano Occhi negli occhi e Vinicius Saravà e appunto senza stare a lambicarsi il cervello su come accedere agli store digitali, su YouTube si trova tutto quanto. Mi trovate anche su Instagram e su Facebook con semplicemente il mio nome, Francesca Elena Monte. Roba buona. Francesca ha tradotto testi dal portoghese Sì. all'italiano, di alcuni testi di Buarque che hanno avuto anche la sua approvazione, il plauso di questo artista, è vero? Ho avuto questo onore, sì, 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 Cavolo. è una cosa di cui vado molto fiera. Anche noi signori, perché una carezza musicale del genere non si ascolta spesso e allora volentieri mandiamo in onda un'altra carezza. Questa è un'altra canzone stupenda, completamente dimenticata dalle radio blasonate, nonostante sia stata interpretata tanti anni fa anche da un'artista poco conosciuta che si Poco chiama poco. Mina. Signore e signori, la interpretazione nuovissima di Francesca Elena Monte è per Sacumdì Sacumdà.
Oh oh! Nonostante lo sciopero ce lo siamo fatto un trenino lento con questa Sacum Sacum che abbiate 20 anni o che ne abbiate 90, questi ritmi si possono assolutamente affrontare con Francesca Elena Monte, innamorata del Brasile. Questo è un omaggio agli autori italiani che si sono ispirati alle sonorità brasiliane, ma anche agli autori brasiliani che hanno scritto per interpreti italiani. Si trova Esatto. tutto sugli store digitali, si trova tutto su YouTube, si scrive Francesca Elena Monte, ma immediatamente c'è Paolo che mi scrive un WhatsApp e mi chiede: ma ti vediamo dal vivo? Punto di domanda, Francesca. Stiamo lavorando per voi. A breve sì, usciranno delle date, le troverete tutte sui miei canali social e invito la gente a venire perché i concerti che abbiamo fatto finora sono stati bellissimi, stupendo. Per il pubblico mi pare di sì, perché così mi è stato detto, ma anche per noi. E quando ci si diverte sul palco l'energia in genere passa e arriva bene. È un concerto come il disco dove ci sono atmosfere diverse, dalla famosa Saudade, quindi la malinconia, la passione, ma c'è anche, come le canzoni che abbiamo sentito finora, ritmi sostenuti che invogliano a ballare, quindi divertimento assicurato. Eccoli lì, guardali, guardali, sto ricevendo bacini, bacetti, simboli strani che ti fanno i complimenti e questo fa piacere perché stiamo smuovendo l'attenzione, la curiosità di un pubblico, quello di Radio Libertà, che cerca un prodotto completamente diverso. E allora, visto che stiamo per partire con l'ultimo pezzo e per salutarci, dici anche cos'altro si trova in questo album e quali altri artisti affronti. Il prossimo, ci ricorda uno storico Bruno Lauzi che Bruno interpretò Lauzi, O esatto. Frigideiro, stupendo ragazzi, anche un omaggio al territorio sicuramente. Raccontaci di questo pezzo, ma qualche altra chicca da questo album da scoprire e ripeto, se non siete pratici, lo dite al vostro figlio o nipote, sugli store digitali si può scaricare tranquillamente questo album e ve lo caricate sul computer o dove volete e ve lo ascoltate con comodo, ma anche su YouTube il bello della musica fluida, c'è il pro e c'è il contro in tutte le cose fluide, però questo è anche un bello, poter scoprire artisti che poi però dopo dovete andare a cercare dal vivo, signore. Avete sentito la Francesca Elena Monte, questa ascoltarla, vederla sul palco, soltanto sentirla parlare già con una dizione giusta ci fa sentire bene. Perdonami Francesca, perché ogni tanto siamo obbligati a guardare in televisione, ogni tanto, oh Sammy Varin, che cosa dici mai? Ogni sempre siamo obbligati a guardare in TV delle porcherie musicali e ascoltare anche porcherie italianeggianti che dici, boh, ma come parla questo qua? Che lingua è? Che lingua è? Poi lasciamo stare che lingua ascolteremo a Sanremo tra pochi giorni. Cos'altro c'è in questo album? Dai, dacci qualche altra chicca e poi ci Guarda, salutiamo. il bello, di aver provato a tracciare questo percorso tra Italia e Brasile è che mi sono accorta in progress che stavo facendo un omaggio ai più grandi cantautori italiani. E quindi oltre a Lucio Dalla che abbiamo sentito e Lauzi che hai citato tu, ci sono Luigi Tenco, Pino Daniele, Domenico Modugno, ehm, Enzo Jannacci e quindi insomma tutti i grandi della musica italiana sono presenti in questo disco. Questo perché molti, artisti italiani hanno sentito la fascinazione per il sound brasiliano e si sono ispirati a certe cose. Un bel messaggio culturale che fai per le generazioni non più giovani come la nostra, che magari insomma ogni tanto ci dimentichiamo le cose, ma soprattutto per i più giovani, che sono certo saranno incuriositi Sono da queste piccoli versioni. capolavori che vanno riscoperti. Brava, e questa è pura cultura. Signori, Francesca Elena Monte, è stato un grande onore trovarti, scoprirti e sappi che la tua musica gira in rotazione su Radio Ne Libertà. sono felicissima. Grazie mille. Alla Grazie, a prossima. presto. Ciao. Alla prossima.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Diamo voce anche agli indipendenti, alla musica che non c'è sugli altri canali. Abbiamo avuto in diretta la raffinatezza di Francesca Elena Monte, adesso tenetevi forte. Arriva il rock alternativo dei Forgotten Dream. Orpolina ragazzi, che forza, che potenza, che dose di buone vibrazioni musicali. D'altronde, insomma, oggi stiamo affrontando il primo sciopero dell'anno, vi mancava, eh? Forgotten Dream, una band di rock alternativo, amanti del grunge con voce femminile. Questa è roba vostra, psichedelia anni 70, alternative rock anni 90, ma fammeli salutare. Li vediamo in radiovisione, chi ci sbircia sul canale 252 del televisore o sui social. Con noi Ludovico e Luca. Ciao ragazzi. Ciao. Piacere di ritrovarvi per la prima volta, ma io vi ho sbirciato in queste settimane, vi ho trasmesso, anche perché avete una bella produzione in questo ultimissimo album,
anche di video, e qui subito io ve li faccio i complimenti, perché cioè, non capita spesso di trovare un gruppo che esce e ci sono già i video delle canzoni e poi vai a vedere le visualizzazioni e porco cane, veleggiano, si innalzano, vanno su. Allora qua mi fermo e do subito il microfono a Ludovico, grazie per essere con noi. Di cosa ti occupi in questo gruppo, ma soprattutto ci devi raccontare cosa portano avanti i Forgotten Dream. Dov'è la voce femminile, l'autrice? Io volevo quella, e no, non c'è, accidentaccio. Ludovico. Allora, anzitutto ciao. Dunque, purtroppo la voce femminile è al lavoro, quindi non ha potuto essere presente. Anche lei ha questo brutto vizio di lavorare, quindi dobbiamo cavarcela noi, io e Luca. Va bene. Ma ricordate che questa è gente normale, capite? Cioè, per quello che piace anche la musica indipendente, cioè questi sono artisti Superman che durante il giorno fanno i lavori più disparati, ma verso il tardo pomeriggio, la sera e soprattutto la notte si mettono il mantello e fanno di quelle cose incredibili, dal punto di vista musicale prettamente, ma non soltanto. Ludovico, chi sono i Forgotten Dream? Presentaceli un attimo e naturalmente anche il Luca che è con te. Allora, parto da me stesso. Io sono Ludovico e sono il basso. Allora, io tra l'altro sono subentrato dopo nel progetto, quindi non faccio parte dei padri fondatori, quindi per quanto riguarda la biografia, diciamo che la mia parte è parziale. Dopo, se vuoi il racconto completo, te lo fornisce Luca. Però ti posso dire, ti faccio proprio l'introduzione a Wikipedia sui Forgotten Dream. Siamo una band cremonese, facciamo rock alternativo, che vuol dire tutto e niente, perché rock alternativo è quella definizione che dai quando non sai esattamente bene cosa dire, ma non perché mancano le parole, perché in effetti le influenze sono molteplici. E qui sono curioso naturalmente di sapere quali influenze hai tu, Ludovico, dal punto di vista musicale e quali magari ha il Luca che sbirciamo di fianco a te. Tu, Ludovico, da dove sei partito? Quale incazzatura metti in questa musica che ne trasmette parecchie, così come trasmette quella paura, quell'inconscio, quella voglia di ribellione, tanti argomenti sul tavolo dei Forgotten Dream. C'è un botto di roba, un botto di roba. Allora, il mio contributo musicale, io ho una formazione da bassista punk, quindi io nasco incazzato, sono molto, molto arrabbiato. Solo che va anche detto che io sono il vecchio del gruppo, quindi nel frattempo con il sopraggiungere della vecchiaia è subentrata anche una sorta di pace interiore che adesso è andata, non dico a mitigare, però adesso la mia rabbia riesco a catalizzarla. Quando suono sono incazzato. A livello poi sonoro mi piace anche roba un po' più morbida, tant'è che il mio contributo alla band, diciamo che io ho un'influenza in più alla Smashing Pumpkins per quanto riguarda la parte più ruvida, e poi ho una parte melodica, una parte morbida importantissima. A me piace un sacco anche la roba shoegaze, dream rock, quindi io fornisco questo tipo di contributo. E sentiamo un po' di cosa si occupa Luca. Luca, ben trovato. Non ti sentiamo, prova a vedere, magari c'è da aprire il microfonino. Ah, proprio non arriva l'audio. Allora facciamo così, intanto che recuperiamo l'audio di Luca, e al limite lo chiamiamo telefonicamente, Ludovico, mi puoi skypare direttamente il suo numero, mandiamo un altro pezzo, anche perché questi riscaldano di questi tempi, già siamo piuttosto arrabbiati oggi per la situazione sciopero e per qualche altra situazione che abbiamo sentito in rassegna stampa. Dopo aver sentito Rabbit Hole, ci ascoltiamo la seconda canzone dei Forgotten Dream da questo nuovo album, si intitola Rose Water. Vai tu. Vai con Rose Water, singolone secondo.
Belli ma misteriosi, Forgot a Dream in diretta per voi qui su Radio Libertà, roba buona, roba introvabile sulle solite radio. Oggi vi stiamo facendo dei regaloni, ragazzi, e infatti arrivano i whatsapponi di complimenti. Certo, è vero, e beh, la più bella sicuramente è lei, quella che canta, che si chiama Marianne Musa, magari sbaglio la pronuncia, lo chiedo a Luca che abbiamo ritrovato. Ciao Luca. Ciao, eccoci qua. Lei è Marianne Muse, nome d'arte, nome di combattimento. Ragazzi, che anche combattente, è una bella combattente, ma Luca, siete veramente tutti belli ma misteriosi. C'è questo lato oscuro che volete trasmettere nella musica, ma anche nei vostri video, e ribadisco e disco i complimenti, perché non capita spesso di trovare dei gruppi che fanno uscire un album e voilà, un video via l'altro, fatto bene, curato e guardato veramente molto. Luca, fate attenzione anche a questi particolari. Sì, per noi era importante la dimensione video, cioè il passare quell'immaginario, no? Perché a volte non basta la musica, non basta l'atmosfera, serve anche il video. E secondo noi questo era essenziale, cioè trasmettere tutta questa cosa che hai detto prima, no? L'oscurità, vari mondi, serviva il video, la dimensione del video accoppiata alla musica. Se no per noi non era abbastanza, almeno in questo momento. Minimo, ce n'è bisogno e sappiamo benissimo tutti quanti, insomma, per farci vedere, per farci notare, per trasmettere determinate sensazioni, il video è importantissimo. Luca, riassumici. Considera che noi siamo tutta gente che negli anni 90 siamo cresciuti negli anni 90, quindi il videoclip era fondamentale. Cioè, la canzone di una band non poteva staccarsi dal video. Cioè, io mi ricordo un sacco di colazioni guardando MTV e tante band le ho scoperte guardando il video, quindi cioè, se io suono non posso non voler farci un video. Ne abbiamo fatti ben 3, anzi 4. Era essenziale. Io pensando al me 14enne, cioè io arrivo, per riattaccarti prima, arrivo da un'incazzatura di Nirvana, cioè io ho quella PL lì, vedo Kurt Cobain che impazzisce sul palco, spacca tutto, lo voglio fare anch'io assolutamente, anche se ora ne ho 30 di anni, ma lo voglio fare ancora di più, due volte la stessa sera. Quindi arrivo da quell'incazzatura lì e io mi ricordo che mi ero intrippato tantissimo a 14 anni col video banalissimo al momento, ormai superato, ma di Smells Like Teen Spirit, che parte col bidello che lava per terra, le luci soffuse, la scuola, le ballerine che ballano con la lettera di anarchia. E quindi questo non so dirti se mi ha creato di più l'immaginario quello o la canzone. Tutte e due insieme probabilmente la risposta. E voi ascoltatori che cosa ricordate? Stanno arrivando WhatsApp di tutti i tipi al 340 6709 659, i Forgotten Dream con noi e naturalmente la domandona che facciamo, anche se magari è inutile perché ognuno poi la interpreta in modo differente, perché sogno dimenticato? Chi vuole rispondere? Ludovico, Luca? No, Ludo, assolutamente. Io questa. Parti tu e finisco io. Allora, sogno dimenticato innanzitutto è roba della cantante questa. Fa riferimento a un suo sogno di infanzia che aveva dimenticato e poi si è ricordata. Non ci ha menzionato nello specifico il sogno, in effetti, di cosa trattasse, ma penso che sia una questione privata. Però il concetto le è piaciuto di questo sogno dimenticato e ricordandolo ha provato anche il rammarico di averlo dimenticato e insomma per lei quella dimensione lirica è importante. Tutta la magia sta lì e noi non sappiamo in verità che sogno è. Quindi è un sogno dimenticato, sì, ma quale? È importante? Non è importante? È brutto? È bello? Non lo sappiamo. Penso che il bello sia anche qui il mistero. Minimo ragazzi, ognuno di voi poi recepisce in modo diverso, così come recepisce questa Casmin Rock and Roll Love. Allora lo dico a Lorenzo, se vuoi la trasmettiamo dal mio computer così mandiamo in onda anche il video, visto che come vi dicevo ragazzi, e qui c'è gente che cura le cose e quando si cura la musica indipendente, che è sempre così, ma la si cura in questo modo, meritano Forgot a Dream, Casmin Rock and Roll Love.
Wow, wow, wow! Una band di rock alternativo, ma non soltanto. Psichedelia anni 70, rock alternativo anni 90, un viaggio ipnotico tra emozioni allo stato grezzo e rivelazioni oscure. Oscure mica tanto, perché questi secondo me dal vivo rendono di brutto. E vi dico subito, sono arrivati WhatsApp, prima di salutarci ve ne leggo qualcuno. Luca mi chiede una fotografia del panorama italiano musicale. Quindi cosa sta girando in questo momento sulle radio, quelle importanti, ma qualcun altro chiede anche perché non un pezzo in italiano e ancora un altro mi chiede appunto dei live, se suonate dal vivo dove venirvi a cercare, chiaramente non per menarvi ma per ascoltarvi e soprattutto dove trovarvi anche in rete, che è la cosa più facile che possiate fare, cari ascoltatori e chi ci sta seguendo con un computer o un telefonino in mano, cercare i Forgotten Dream, così ve lo dico semplicemente. Ludovico, Luca, dividetevi pure le domande. Allora, ci trovate su Instagram, Facebook, Spotify, qualsiasi cosa possa, TikTok, qualsiasi cosa possa esistere c'è Forgotten Dream. Per quanto riguarda invece cantare in italiano, a volte ce lo siamo chiesti anche noi, ma c'è una semplice risposta: la cantante non vuole, non lo fa. E vi devo svelare un piccolo segreto: lei è per metà americana, quindi ciò che sentite quando parla in inglese e canta è vero, è reale, è la sua lingua madre, è la sua seconda lingua madre. E lei si rifiuta di cantare italiano, non lo vuole semplicemente fare, probabilmente per il panorama musicale che vede al momento in Italia, non lo so. Però a questo lascio rispondere Ludo, che è un po' più diplomatico, che è meglio che io non parli troppo del panorama musicale italiano. Beh, allora te la metto giù diplomatica, ok? Anche perché voglio dire, quello che adesso viene qua detto è gusto personale. E che ormai anch'io sono un vecchio brontolone, e quindi brontolo, e il panorama musicale italiano non mi piace granché. Poi dipende uno cosa cerca. Per i Forgotten Dream il panorama italiano musicale al momento sta a zero. Per qualcun altro invece può stare attento. Sono gusti, sono modi di intendere la musica e di vederla. Io sono sempre uno zero anch'io per giudicare. Sì, più che altro che non voglio fare poi come hanno fatto i nostri nonni o genitori che criticavano la musica del momento nostra, giudicandola stupida, sciocca, inascoltabile. E quindi ogni volta che c'è uno stacco generazionale, quello che il presente propone, che è nuovo, sembra strano. E poi non so se esiste in effetti un'oggettività, probabilmente no. Io mi limito a dire che per quello che è il mio gusto, che io fondamentalmente ascolto di tutto, però ho più una propensione verso al rock, new wave, post-punk, quella roba lì. Quindi diciamo che la proposta di oggi non incontra troppo il mio gusto e ho sempre l'impressione penso condivisa anche dai miei compari di band, che in questo momento noi proponiamo un qualcosa che non frega un cazzo a nessuno. Sì, questa è l'idea. Un po', come dire, arrugginito quasi, no? Però è romantico tutto questo, perché è da veri duri, suoni una roba che non interessa a nessuno, ma la suoni lo stesso, la suoni per passione, perché alla fine io suono solamente per pura passione, io non voglio niente, poi tutto quello che arriva in più, ma va benissimo, ci mancherebbe, ma non è quello il motivo. Lo devo fermare e dire una cosa: io suono per passione, ma suono anche per 2 soldi. Proprio 2 mi basta, 2. Cioè, perché sennò mentirei a dirvi guarda sono per ma quelli arrivano dopo. Allora vado sui palchi a suonare perché è il mio... sì, anche per carità. Però io se vedessi 2 soldi, potessi licenziarmi dall'oggi al domani al mio lavoro, io lo farei. Cioè, capite che questi sono veramente da seguire, anche con una vena gucciniana. Non comprate i miei dischi e sputatemi addosso, però vanno avanti a cantare, sono contenti e ragazzi trasmettono una potenza musicale incredibile. E allora Ludovico, Luca, ma con tanti complimenti anche da parte di chi ci segue, a Marianne Musa, così si fa chiamare l'artista donna che canta e che ho capito benissimo è la capa, questo è un gruppo matriarcale. Diteci dove trovarvi, se fate qualche live, ma chiaramente tutte le segnalazioni ci saranno su un sito, su un Facebook o ancora di più su un Instagram. L'ultimo minuto.
Sì, mettiamo tutto sempre su Instagram, su Facebook, aggiorniamo appena abbiamo live o interviste o qualsiasi cosa, aggiorniamo su Instagram. Al momento non abbiamo programmati live per la sessione invernale, quindi fino a marzo più o meno non se ne riparla, ma poi riniziamo. Vi potete trovare in tutta la zona del nord Italia, sicuramente, fra Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Brescia e dintorni. Sveleremo nuove date durante il corso dell'inverno. Ragazzi, è stato un grande piacere. Buona Piacere musica, nostro. Forgotten Dream, alla prossima! Che